Sta per avere inizio l'incontro sul pallone la Magnitudo con Narini che probabilmente andrà alla conclusione diretta in rete. È tutto pronto, aspettiamo solo il fischio dell'arbitro. Un po' defilato anche Pelusi. Parte ora Narini, la botta direttamente in porta, non è un problema per D'Andrea. Ora a impostare i neri. Recupera subito la palla ma la riperde il numero 7. Ora la difesa della Magnitudo se la cava in qualche modo e recuperano anche una rimessa dal fondo. Ha scritto 3. Sulla fascia il numero 3 che si mette però la palla forse rimessa laterale, non è così secondo l'arbitro. Ora rinizia Rondina, la passa a Valentini, Tamburlani fra le linee, recupera il pallone, in qualche modo riesce a gestirlo, poi allarga verso Tamburlani, fratello. Ripartono da D'Andrea, ora per Tamburlani, filtrante provato da Di Michele, ora la palla viene gestita da Narini, cerca la soluzione migliore, il lancio lungo sulla fascia, il cross verso Pelusi che ora gestisce il pallone, chiama gli avversari. La palla gestita da Rondina, cerca di lanciare Tamburlani che ora recupera il pallone, duello fra numeri 10, subisce anche fallo Tamburlani. Richiama palla il fratello sulla fascia destra, la palla finisce al numero 2 Orlando. La Rondina in avanti per Orlando nuovamente, ottengono un calcio d'angolo, anzi no, rimessa dal fondo che verrà battuta ora da Pagano. Palla per Pelusi che di testa cerca Crielese. Napoletano allarga verso Rossini che cerca Pelusi. Lancio lungo, cercare Di Michele che lascia correre il pallone ma viene gestito bene dal portiere della Magnitudo. Ora Pelusi cerca l'imbucata per Chielese che con il sinistro al volo cerca di sorprendere il portiere, ma la palla si perde alta. Primo tiro verso la porta della Dia Solution. La palla verso Di Michele che viene anticipato però da Napoletano. Ora Orlando per Valentini che ottiene una rimessa laterale in zona offensiva. Anzi no. Viene chiamata palla da Pelusi che cerca una sponda verso Crielese, la palla però si perde sul fondo. Una partita ancora un po' bloccata in questi primi minuti. Lancio lungo sempre verso Di Michele che viene però sempre anticipato da Napoletano che è molto attento anche se adesso sbaglia un disimpegno. Valentini prende la palla e tira, ma viene stoppato bene da Crielese. Ora Pelusi fa salire i suoi compagni, poi allarga sempre per Crielese. Narini contro Orlando
Chielese dietro per Rossini. Giocano di prima quelli della Magnitudo. Ora Chielese allarga per Liga che tenta il tiro, che si trasforma in un cross, ma è attento Tamburlani e mette in calcio d'angolo. Primo calcio d'angolo della gara, lo batterà la Magnitudo al 6° minuto del primo tempo. Liga Liga la mette in mezzo tesa verso Napoletano, ma Tamburlani è attento e la rinvia in qualche modo, concedendo però una rimessa laterale verso la tre quarti campo. Pelusi cerca la sponda, è sempre Tamburlani a rinviare. Pagano lancio lungo verso Pelusi che non arriva sul pallone, si lamenta anche per una presunta spinta che non viene però rilevata dal direttore di gara. Ora Tamburlani per il fratello che di prima alza per Orlando. Ora Di Michele può tentare la conclusione, però Napoletano è attentissimo. La partita finora perfetta, quella del numero 69 in maglia bianco. Ora Di Michele viene però stoppato da Rossini che allarga poi per Chielese che non riesce ad arrivare sul pallone. Di Michele si libera di Narini in qualche modo, Sellitto poi lo aiuta, ma la palla finisce al numero 10 Tamburlani che tenta un sinistro che si perde al lato. Rossini sale, cerca un compagno dove scaricare il pallone. Pelusi in qualche modo controlla, ma perde subito il pallone. Ora Tamburlani tenta il destro che si perde addirittura fuori dallo stadio. Anzi, non era Tamburlani, ma era Fiammelli, appena entrato al posto di Di Michele che finora aveva perso. È vero. Rossini, Napoletano in Liga. Palla per Chielese che con una finta si libera dagli avversari, poi la passa per Sellitto che subito scarica per Rossini, la palla ancora a Sellitto. Di Michele ora è in una posizione più difensiva del campo e recupera il pallone. Poi Valentini è pressato e subisce anche un fallo da parte di Sellitto, che si è fatto anche male commettendo fallo. Finora poche occasioni, un tiro per parte. È uscito nel frattempo Rondina, non Di Michele, per Fiammelli. Inizia ora la partita dopo un minuto di stop per infortunio, con Tamburlani che cerca Fiammelli che non riesce a stoppare il pallone. Ora riparte Chielese per la Magnitudo, scarica per Napoletano. Ora Liga che è prestato da Tamburlani, costretto a ricominciare dal portiere che a sua volta è costretto a spazzare in qualche modo. Sul pallone arriva Pelusi ma è troppo tardi, la palla è già uscita. Valentini chiama palla, ma preferiscono andare verso Tamburlani. Ora Chielese recupera il pallone, può tentare addirittura il tiro, lo finta anche il cross, finalmente lo fa per Pelusi che di testa riesce a portare in vantaggio la Magnitudo al 8° minuto del primo tempo. 1-0 Magnitudo. Sul pallone Fiammelli che tenterà la battuta diretta a rete, lo fa ma Pagano non ha nessun problema a intercettare il pallone e a bloccarlo. Ora Valentini tenta il sinistro che si perde alto e a lato. Ricordiamo per Pelusi che ha timbrato la rete numero 14 del suo campionato, il capocannoniere della Magnitudo.
La Solution, che è seconda attualmente in classifica, dovrebbe cercare di vincere per mettere pressione alla Toni Ponzi, ma la Magnitudo finora sta giocando discretamente meglio. Ora Liga recupera il pallone, lo alza per Sellitto, che può andare e tentare addirittura la conclusione, una sorta di tiro cross che si perde però di tanto a lato. Ora D'Andrea per Gambuti, ora Valentini cerca il movimento dei compagni, alla fine cerca di servire Tamburlani, ora Pelusi di prima verso Crielese, costretto a uscire D'Andrea che perde però il pallone, alla fine ancora Pelusi che firmando la doppietta personale arriva a 15 gol in stagione, 2-0 per la Magnitudo al 10° minuto del primo tempo. Pallone Tamburlani che tenta la battuta a rete come al solito, la palla questa volta leggermente più pericolosa, ma comunque non c'entra lo specchio della porta difesa da Pagano. Nel tempo registriamo l'entrata di Maffia per la Magnitudo, è lui che ha servito l'assist per Crielese che ha assistito l'assist. Pelusi di sponda per Sellitto che commette anche fallo, sì, Narini. La Solution si trova sotto di 2-0 quando ci stiamo indirizzando verso la metà del primo tempo. Una partenza scoppiettante della Magnitudo. La Solution deve cercare di riaprirla già nel primo tempo. Tamburlani cerca la battuta a rete, Fiammelli in qualche modo stoppa il pallone, Liga poi rilancia verso Pelusi, Gambuti gestisce il pallone, ora Tamburlani rischia con Crielese che gli toglie il possesso, ma lo restituisce subito concedendo di rimessa laterale. Gambuti lancio lungo verso Fiammelli che lascia scorrere e ottiene anche un fallo in buona posizione. Sul pallone proprio Fiammelli e anche Valentini. Valentini di sinistro, Fiammelli di destro, un po' defilato anche Orlando, una posizione più per un mancino. Poi Valentini è anche il capocannoniere della Solution, vedremo chi andrà. Parte ora Valentini che va direttamente in porta e grazie a una deviazione trova il gol del 2-1. La Solution accorcia le distanze al 15° minuto del primo tempo. Hanno chiamato Luca, non è Valentini. Continuo a chiamare Valentini. Non lo chiamo più. Liga cerca la battuta a rete. Sicuro. Ora Tamburlani per Fiammelli che cerca Tamburlani con una sponda ma non lo trova. Ora Liga larga verso Maffia, richiama il pallone Rossini, viene servito, può mettere in mezzo ma ormai Orlando riesce a coprire il passaggio, è costretto a mettere in calcio d'angolo che verrà proprio battuto da Rossini. Centro area Pelusi e Maffia, un po' arretrato napoletano, Rossini proprio verso Napoletano, però Maffia lo anticipa e la mette leggermente a lato. Abbiamo già assistito a 3 gol quando siamo al 15° minuto del primo tempo.
Ora Orlando verso Tamburlani che si gira, tenta addirittura la girata di sinistro sul pallone Fiammelli. Fiammelli contro Napoletano. Napoletano in qualche modo è costretto a subire fallo, a commettere fallo. Perché di nuovo lui. Un'ottima punizione per la Dio Solution, che appena 2 minuti fa ha trovato il gol del 2-1 proprio su punizione, grazie anche a una deviazione sfortunata sul pallone sempre Fiammelli. Tutto pronto, manca solo il fischio. Ora l'attaccante della Dio Solution che centra il suo compagno di squadra Tamburlani, quindi non è neanche calcio d'angolo. Ora Pagano che riparte cercando Pelusi, la sponda di testa, trovare Chielese, ma Di Michele. Ora nuovamente Pelusi che recupera il pallone. Pelusi cerca di ottenere il massimo, ma Di Michele è bravo a non concedere il calcio d'angolo, ma solo una rimessa laterale. Liga per Narini, che stoppa male il pallone e lo concede ora a Di Michele che d'esterno cerca Tamburlani che si aiuta con una mano. Ora Liga cerca la battuta a rete, la palla si perde alta. D'Andrea lancia lungo a cercare Tamburlani che non arriva sul pallone, ci arriva Fiammelli forse con un colpo di mano. È così. Chiama il pallone Maffia, viene accontentato. Ha un po' di campo ma decide di andare verso Rossini, la palla scorre. Pelusi cerca di mettere pressione a Tamburlani che è costretto a rilanciare. Napoletano è bravo ad anticipare Fiammelli. Ora Rossini ottiene anche una buona rimessa laterale. Una situazione di 2 contro 1, impressione. La palla per Narini. Rossini non riesce a recuperare il pallone. Time out chiamato dalla Dia Solution al 18° minuto del primo tempo. Stanno per rientrare le squadre dopo il time out chiamato dalla Dia Solution sul punteggio parziale di 2-1 per la Magnitudo. Nel frattempo diamo una rimessa laterale in zona difensiva. La palla verso Tamburlani, ma Maffia capisce tutto e riesce a stoppare il pallone. Ora Pelusi se la porta avanti con la testa, ma viene anticipato dal difensore. Ora Gambuti rilancia verso Fiammelli, ma Napoletano spazza via. Sul pallone arriva Crielese che mette giù, si libera i 2 avversari, può tentare addirittura il tiro, poi cerca l'assist per Pelusi, ma capisce tutto Tamburlani che se ne va. Tamburlani parte contro la difesa avversaria, Tamburlani ne supera un altro, ma Napoletano è bravissimo in scevolata a strappargli via il pallone. Crielese, la partita ora è frizzante con Rossini che allarga per Pelusi, che la mette in mezzo di prima per Crielese, ma è bravissimo il difensore a mettere in calcio d'angolo.
time out è senz'altro servito per schiarirsi le idee. Ora Crielese per Narini che tenta il tiro di prima, ma è molto alto e non impensierisce D'Andrea. Il lancio lungo verso Fiammelli. Napoletano come al solito gestisce bene il pallone. Palla per il numero 11, Rondina, che cerca il destro al volo. Liga con la pressione di Tamburlani è costretto a cambiare lato verso Rossini. Pelusi riesce ad addomesticare il pallone che viene poi recuperato, ma Rossini in qualche modo riesce a stoppare l'azione. Narini per Maffia, trova Pelusi che fa salire Liga, poi non lo serve, deve andare da Rossini. Maffia contro Rondina, sbaglia il passaggio, ora Tamburlani inizia. Ora il contropiede della Dia Solution con Tamburlani che cerca Fiammelli ma non riesce a trovare il giusto passaggio. Pagano per Rossini che lancia lungo ma viene capito tutto. Ora Narini tenta il destro che finisce addirittura in rimessa laterale. Ora Gambuti a cercare Tamburlani, la palla scorre per Fiammelli ma Napoletano è bravo a frapporsi fra lui e il pallone. Chiama il pallone Pelusi per fare una sorta di sponda, la palla però si perde e la recupera ora la Dia Solution che con un sinistro cercano di trovare il pareggio. Ora Di Michele sul pallone, la mette in mezzo, ma Napoletano è bravo in scivolata a spazzare via l'area. Ora Rondina cambia completamente lato verso Fiammelli, può tentare forse anche il tiro, lo finta, poi se ne va, ma è bravissimo Narini a recuperare il pallone e a girarlo subito verso Pelusi. Pelusi contro Gambuti, Pelusi se ne va e subisce anche fallo. In una buonissima posizione, vediamo se tenteranno direttamente il tiro con qualche schema. Si occuperà della battuta Pelusi. Probabilmente andrà diretto verso la rete. Parte ora Pelusi che va direttamente in porta. La palla è ancora buona. Ci può arrivare Narini. Ma alla fine la difesa della Dia Solution spazza. La palla verrà gestita ora dal portiere della Magnitudo, che riparte ora da Rossini. È un po' indeciso sul da farsi. Alla fine torna indietro dal proprio portiere che spazza a cercare la sponda di Pelusi, che avviene. Ora Crielese sul pallone ma Tamburlani glielo strappa. Ora riparte Dio Solution con Di Michele. In qualche modo si dimestica fra due avversari. Ora Tamburlani verso il fratello, sempre Tamburlani. Costretto a tornare indietro però a causa della pressione di Rossini, che però è fallosa. La palla viene recuperata ora dalla Magnitudo con Crielese che cerca di andarsene, ma in scivolata Tamburlani lo stoppa. Non mancano pochi istanti alla fine del primo tempo, ricordiamo il punteggio parziale sul 2-1. Ora Pelusi contro Gambuti e Di Michele, la mette in mezzo e ottiene un calcio d'angolo. Si occupa della battuta non Pelusi.
che va in mezzo, se ne occupa Liga della battuta. Maffia e Pelusi in mezzo, la battuta è corta e bassa. Fiammelli contro Napoletano, arriva prima Napoletano, la spazza verso Liga che non riesce a controllarla, la sfera. Ancora Fiammelli che di prima cerca Tamburlani, ma su questa azione si conclude il primo tempo sul punteggio di 2-1 per la Magnitudo. Sta per avere inizio il secondo tempo con Valentini sulla battuta che tenta direttamente il tiro, ma il portiere Pagano non ha nessun problema a gestire il pallone. Lancia a cercare Pelusi, ma Gambuti arriva sul pallone. Lo consegna però a Narini che si dimestica bene fra Valentini e Tamburlani. Poi torna da Rossini, cerca Pelusi che di sponda trova Crielese, può tentare il tiro in qualche modo, solo che è mancino. Allarga poi per Liga, tenta la battuta a rete dove D'Andrea è attento ma mette in calcio d'angolo. Sul pallone Liga che la mette in mezzo. Sistema un liscio generale. La palla ora gestita da Crielese per Rossini. Ancora Crielese. Ora Pelusi per Narini. Veramente Crielese che non si riesce a stoppare il pallone. D'Andrea a cercare Fiammelli che non trova più il pallone. Crielese per Pelusi, Pelusi contro Gambuti, Gambuti è bravo ad anticipare il movimento dell'avversario. Nel frattempo è uscito Napoletano, ora Rossini cerca il tiro. Napoletano ed è entrato col numero 6 Ligori. Tamburlani per Valentini. Valentini lancia lungo verso Fiammelli. Pagano chiama il pallone. Lancia subito per Pelusi che chiama il fallo. Non è dello stesso avviso il direttore di gara. Poi il fallo viene commesso da Maffia su Valentini che riparte subito da Rondina. Rondina contro Rossini. Alla meglio Rondina perché ottiene un calcio d'angolo. Si occupa della battuta proprio Rondina, con Fiammelli e i due Tamburlani in area di rigore. La palla per Fiammelli che cerca di anticipare il movimento del portiere. La palla si perde a lato, addirittura in rimessa laterale. Liga. Valentini intercetta. Ora Rossini per Pelusi. Pelusi che si dimestica con Gambuti. Poi la mette in mezzo, anche se probabilmente era un tiro. Maffia intercetta, mette in rimessa dal fondo. Valentini si libera dalla pressione di Maffia. Poi la passa a Tamburlani che tenta il tiro di sinistro. La palla si perde al lato. Si lamenta anche di un fallo subito da Ligori, anzi commesso da Ligori. L'arbitro non fischia nulla. Rossini verso Crielese che di tacco la consegna però a Tamburlani. Narini, caparbio, recupera il pallone, lo scarica per Crielese che a sua volta lo scarica per Rossini che è a campo. Può anche tentare il cross, lo fa ora. La palla per Maffia ma Gambuti gliela strappa. Ligori anticipa Fiammelli, tenta addirittura la botta, però è attento il portiere della Dio Solution, D'Andrea. Gambuti tenta addirittura la conclusione. La palla è ancora sua, la allarga per Tamburlani. Nuovamente Tamburlani. Gambuti, nuovamente la conclusione.
Liga chiama i compagni a un movimento, poi cerca Pelusi che si libera dell'avversario e poi nella conclusione prende il palo. Si lamentano quelli della Dio Solution per un fallo di mano. Non ha concesso il fallo? No. Tamburlani per Valentini. Di Michele. Ancora Tamburlani che cerca il lancio lungo. Sul pallone arriva Pagano che ora rilancia. Pelusi contro Gambuti. Pelusi cerca la sponda per Chielese. La palla è ancora lì. Ora Narini. Valentini cerca di andarsene a Narini. Ora Tamburlani con una busta se ne va. Cerca di trattenere la sfera. L'arbitro redarguisce Ligori. Pensavo di... non dovevo... Rondina. Cerca di mettere in mezzo dove troviamo Tamburlani, Fratello e Fiammelli. La palla verso Tamburlani che non arriva sul pallone, però scorre da Chielese a spazzare via. Possesso gestito da Pelusi che la scarica per Narini. Narini sale, poi cerca di servire nuovamente Pelusi. Di Michele se ne va di tacco e subisce fallo da Liga. La punizione verrà battuta o da Fiammelli o da Tamburlani. Tamburlani Tommaso che però ora si defila sul pallone solo Fiammelli che presumibilmente cercherà la battuta a rete. La posizione è buona, forse è un po' troppo centrale. In area di rigore ci stanno anche Rondina, Di Michele, Valentini. Tutto pronto. Parte Fiammelli che cerca la conclusione che però è alta. Pagano a cercare Chielese che stoppa il pallone di ginocchio. Poi cerca Liga, ma Tamburlani capisce tutto, riconsegna però la sfera a Chielese. Poi se la ritrova nuovamente Tamburlani, trova il Fratello. Ok, il lancio per Fiammelli, ma Ligori anticipa l'attaccante. Ora Chielese cerca Pelusi, capisce tutto Rondina che ora riparte molto veloce, costretto però a fermarsi, a tornare indietro. Lo scarico per Tamburlani, cerca Fratello, scambio fra i due fratelli Tamburlani, la palla in mezzo per Rondina che prende però la traversa, clamorosa occasione per la Dio Solution. Nuovamente Tamburlani cerca il sinistro, Rondina a gestire il pallone ora per Valentini che di sinistro trova il colpo di tacco meraviglioso di Fiammelli che riporta la partita in parità, 2-2. Sul pallone Chielese cerca la botta. Nel frattempo è rientrato Sellitto, posto di Maffia. Ligori spazza di testa, Pelusi cerca la sponda di petto, non trova il pallone. Tamburlani per Tamburlani Filippo, cerca l'esterno sinistro, la palla finisce ora per Orlando, ma è bravo D'Andrea a mettere, anzi Pagano a mettere in calcio d'angolo. Sulla battuta proprio Orlando, con Fiammelli e Tamburlani in area di rigore. La palla per Tamburlani che cerca il destro,
time out per la Magnitudo. Inizia ora l'incontro dopo il time out chiamato dalla Magnitudo, con Pagano a gestire la sfera. Pagano di piedi. Rischiato un'infrazione ad Andrea, che deve andare con le mani. Sempre con le mani a cercare Pelusi. Tamburlani di esperienza. Andrea a cercare Orlando, che stoppa, però Sellitto gli scippa la sfera e poi riparte da Rossini per Narini. Qua Rossini a cercare Pelusi, che disponda per Chielese, che si allarga un po' il pallone, ma ottiene comunque una rimessa laterale. Pelusi ancora a Chielese. Nuovamente Pelusi, 1-2 fra i due. La palla messa in mezzo per Sellitto, che in qualche modo riesce a portare nuovamente in vantaggio la Magnitudo. 3-2 per la Magnitudo al 10° minuto del secondo tempo. La battuta Tamburlani, che cerca la botta direttamente a rete. Pagano la stoppa. La Rossini per Pelusi, che forse si aiuta con un braccio. È così. Gambuti per Tamburlani. Ricordiamo che ci troviamo al 10° minuto del secondo tempo, sul punteggio parziale di 3-2 per la Magnitudo. Ora Valentini cerca un sinistro al volo. Rossini in qualche modo lo stoppa. Ora Tamburlani rischioso di testa verso Pagano. Ligori è attento a spazzare un cross, poteva diventare pericoloso. Pelusi aspetta i suoi compagni. Ora Liga tenta forse la conclusione. La palla finisce a Pelusi, ma Gambuti spazza via. Sellitto per Chielese. Sellitto la mette in mezzo, ma è troppo lungo il passaggio. Tamburlani a campo, scarica verso il fratello, che combatte con Rossini e ottiene un calcio di punizione. Una buona posizione. Si incaricheranno della battuta o Tamburlani o Fiammelli. Probabilmente andrà Tamburlani, da indicazioni che provengono dalla panchina. Fiammelli si defila. Parte ora Tamburlani, che cerca di sorprendere il pallone. La palla finisce a Di Michele, che ristabilisce la parità. 3-3 al 12° minuto del secondo tempo. Di Michele, 3-3. Chielese cerca la battuta. Di Michele cerca il lancio. Ora la palla gestita da Chielese, che aspetta l'aiuto dei compagni. Poi riparte da Liga, ma la palla è già fuori. Di Michele, che ha portato il punteggio in parità. Liga per Chielese, che cerca Pelusi di prima.
ad Andrea, recupera la sfera, ora Tamburlani a cercare Orlando, poi Valentini commette fallo su Rossini. Riparte ora Pagano, cercare forse Pelusi, spazza tutto Tamburlani. Narini cerca un passaggio, poi scarica verso il portiere, ora Pelusi sponda verso Liga che è brava a recuperare il pallone, ma Di Michele glielo scippa. Ora Tamburlani la può mettere in mezzo, Ligori in spaccata, mette in calcio d'angolo. Di Michele, Orlando gli chiama il passaggio, ma ormai è troppo tardi. Di Michele la mette in mezzo dove Liga spazza, Valentini con un discreto stop, però la consegna a Pelusi che sbaglia però il passaggio. Gambuti verso Tamburlani che allunga di testa, trovando però Liga. Valentini bravo in pressing a recuperare il pallone, ancora Valentini tenta la botta che si perde di poco al lato. Ottima conclusione. Basta botta, non di più. Tiro. Vai. Ok. Tamburlani sta per concedere un calcio d'angolo, ma si impegna Gambuti. Riparte proprio Tamburlani. Orlando chiama un taglio di Fiammelli, non è accontentato. Nel frattempo è entrato Corsi al posto di Rossini. Valentini stoppa e tira verso la porta. Fiammelli sul pallone, Pagano è bravo a stoppare il pallone, poi Fiammelli cerca addirittura un tunnel. Pelusi chiama il pallone, ma è troppo lungo. Stavo a cercare di dirlo l'altra volta. Invita Valentini ad alzarsi, Tamburlani poi va da solo. Tamburlani tenta addirittura la conclusione, ma Pagano è bravo. Ora Corsi per Crielese, Crielese tenta la conclusione anche lui. Andrea in qualche modo riesce ad evitare il gol del sorpasso. Ora Narini di destro, secondo l'arbitro non c'è nulla, i bianchi richiedono un fallo. Nel frattempo Valentini sale a campo, Valentini, Crielese di tacco verso Liga che a sua volta a campo, la passa per Pelusi. Pelusi si libera di Gambuti, poi allarga per Liga che ottiene un calcio d'angolo quando ci troviamo all'incirca al 20° del secondo tempo. Si incaricherà della battuta del corner Liga. In mezzo Corsi e Ligori, un po' defilato Pelusi, la palla è proprio per lui,
ritesta, sponda per Crielese che di sinistro spara però al lato. Tamburlani velocissimo, tenta la conclusione, Pagano è bravo. Ingenuità da parte di Valentini che concede la rimessa al Magnitudo. Ora Pelusi si gira, di sinistro non trova la rete. Ora Rondina che è entrata per De Michele. Valentini scivola mentre cercava di impostare. Liga cerca di ripartire e subisce anche un fallo. Ligori a cercare Pelusi. Gambuti concede un corner. Addirittura Pelusi ad incaricarsi della battuta del corner chiama i suoi compagni ad entrare, non lo accontentano, poi Pelusi sbaglia anche la battuta del corner. Tamburlani per il fratello Tamburlani. Liga con una spallata si libera dell'avversario. Crielese, Liga, triangolo fra i due. Ora Corsi per Pelusi, ma viene anticipato bene da Gambuti. Corsi verso Crielese che però non riesce a trovare il sinistro al volo. Tamburlani per Valentini, chiamata a ragionare dai compagni, allarga poi per Tamburlani. Fiammelli si libera dell'avversario e trova anche il gol del sorpasso per la Dia Solution al 22esimo minuto. Fiammelli 4-3. Agganciare i primi. Liga cerca il tiro. Andrea per Tamburlani cerca il lancio lungo. Corsi, Narina, Valentini recupera il pallone, poi riparte. Palla per Tamburlani che non riesce a stoppare una palla difficile. Narini per Pelusi. Ora Crielese cerca la botta. Orlando a campo. Chiede una deviazione. L'arbitro non l'ha vista. Corsi per Crielese che non riesce ad intercettare il passaggio. Nel frattempo è entrato Breglia col numero 5. Ed è entrato anche Salerno. Ora Breglia verso Corsi, spazza. Orlando, Pagano cercare Pelusi, spazza tutto Tamburlano. Ligori cerca di metterlo in mezzo. Liga finta il tiro, poi la passa per Crielese. Ora è tutta dietro la Dia Solution a difendere il vantaggio. Liga la mette in mezzo, riparte Tamburlani che non riesce a trovare lo stop e poi è costretto a spazzare proprio Breglia. Riparte ora l'incontro sul 3-4 per la Dia Solution che è passato in vantaggio per la prima volta a poco più di 2 minuti dalla fine del tempo regolamentare. Ora Crielese per
Pelusi sotto la pressione di Valentini e Tamburlani, poi Corsi la mette in mezzo, ottiene un calcio d'angolo che verrà battuto proprio da Corsi. In area di rigore Ligori, Salerno e Pelusi, ma spazza nuovamente in calcio d'angolo Tamburlani. Cambiano battuta, ora batte Crielese e Corsi si mette al centro dell'area di rigore, la palla per Breglia che non riesce a trovare la conclusione, poi Gambuti spazza, la palla è ancora lì, ancora Breglia, alla fine Corsi a gestire il possesso, è in scivolata Tamburlani, concede una rimessa laterale sulla quale si conclude la gara sul 3-4 per la Dio Solution, che così riesce ad agganciare temporaneamente la Toni Ponzi in classifica al primo posto.